Eccoci con Zoris Furmenti, allenatore della Spes Boys Belluno, unica rappresentante bellunese alle finali di Zanè del 3x3 Under 13 maschile. Zoris, che opinione hai di questa novità del 3x3? Allora, novità del 3x3, dal mio punto di vista, visto che i ragazzi arrivano a fare 3x3 però hanno un'esperienza già del 6x6, ma la ritengo non totalmente calzante, nel senso che per me sarebbe una proposta più adeguata per l'Under 12. Dal punto di vista del divertimento può anche essere una bella esperienza, sentendo i ragazzi alla fine preferiscono più giocare nel 6 contro 6, però anch'io credo di essere in linea con la loro opinione. Comunque nella giornata di oggi i Zanè si sono divertiti, dai. Si sono divertiti, senza ombra di dubbio, è un'opportunità in più, andrebbe calibrata in funzione probabilmente anche delle regioni, nel senso che probabilmente il Veneto è una regione un po' più avanti delle altre, magari non di tutte, però della stragrande maggioranza sì. Però lo vedo un'iniziativa che può essere valida se calibrata sull'Under 12. Grazie allora a Zoris e buon rientro a Belluno. Grazie a voi.